Ci troviamo a Pradis di Sotto, in comune di Clauzetto, e su un prato che prende il nome di Morandin, una località conosciuta dai paesani forse meglio come Indaviole. Esperienze e ritmi dettati da secoli di pratica, e si facevano ogni anno 3 tagli su questi prati. Si iniziava il mese di maggio-giugno con la erbe che dava il vero e proprio fieno, il fen, per poi passare al secondo taglio almeno 40 giorni dopo il primo, il risi, e per poi passare al terzo, che veniva tagliato solitamente proprio in questa stagione, la stagione del mouillard, quando il mese era ormai quello di settembre, le ombre cominciavano ad allungarsi e sicuramente seccarlo era un po' più difficile. E questo è uno dei pochi prati rimasti a Pradis, che prende il nome appunto dai prati. Pradis non è che una contrazione di prati. Quale luogo migliore di questo per parlare di un team dal fen, dove fino a pochi decenni fa in questi luoghi avremmo visto le persone indaffarate secondo i ritmi dettati ormai da un'esperienza di secoli a procurarsi appunto quel fieno che garantiva la sopravvivenza in particolare delle mucche che davano da vivere da questa terra sicuramente non generosissima.